La Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano torna con un nuovo video, sempre dedicato a storie, personaggi, libri o comunque argomenti che possano stuzzicare, far venire voglia anche di approfondire certe tematiche al nostro lettore, alle nostre lettrici. E in questo caso abbiamo con noi come ospite nuovamente Adel Jabbar, un sociologo che spesso è intervenuto in alcune conferenze presso la biblioteca, ma anche presso altri centri e associazioni, illustrandoci anche un mondo vicino a noi e con il quale siamo entrati in contatto in questi ultimi decenni, ma soprattutto riscoprendo o facendoci scoprire anche dei personaggi interessanti. È il caso questa volta di un antesignano, così potremmo definirlo, di quelli che sono i valori, gli obiettivi dell'Agenda 2030 ONU. Bajda Khan, questo è il soprannome, il nome di battaglia di un pacifista convinto che credeva più di 100 anni fa, 120 anni fa, in quella che allora era l'India, era Peshawar in India, ma oggi in Pakistan con il confine dell'Afghanistan, convinto già allora della necessità di un atteggiamento, di un comportamento non violento, di rivendicare i diritti di parità di genere e soprattutto di libertà attraverso l'istruzione, la salute e l'affermazione, la conquista di diritti essenziali per le donne, per gli uomini e per i bambini. Insieme con Adel Jabbar alla riscoperta di Bajda Khan e soprattutto di tantissime letture che potranno arricchire e approfondire il vostro percorso. Buona lettura a tutti voi. In questo incontro presento una figura particolarmente importante, è la figura di Abdul Ghaffar Khan, più conosciuto come Bacha Khan, che vuol dire re dei signori. Bacha Khan era un attivista politico, uomo religioso di fede islamica di origine indiana. Bacha Khan ha dato un contributo molto importante per lo sviluppo del pensiero non violento e la pratica della non violenza. Bacha Khan è nato nei territori del nord-ovest dell'India, precisamente in un villaggio vicino a una città, diciamo, abbastanza conosciuta, Peshawar. Oggi questa città si trova in Pakistan, verso il confine con l'Afghanistan. Allora, però, faceva parte dell'India. Bacha Khan, dopo aver incontrato diversi pensatori, diversi personaggi che erano impegnati nella lotta anticoloniale, quindi nel movimento di resistenza al colonialismo britannico in India, fra cui anche Mahatma Gandhi. Insieme al Mahatma Gandhi, Bacha Khan intraprende una lunga e intensa collaborazione per la difesa dei diritti delle persone, ma soprattutto per rivendicare la libertà per tutta l'India. Bacha Khan ha avuto un tweet interessante, perché dovremmo pensare che questo personaggio, questo uomo, nasce e cresce in uno dei territori più depressi. Poi stiamo parlando di circa 120 anni fa, quindi perché Bacha Khan nasce nel 1889, quindi nasce in un territorio, come dicevo, molto remoto, molto marginale, un territorio attraversato di enormi difficoltà sul piano economico, sul piano dello sviluppo sociale, sul piano dello sviluppo culturale, una popolazione afflitta di povertà, di analfabetismo, una popolazione
tradizionalista, i legami sono spesso caratterizzati da una forte tendenza alla violenza, quindi alle regole dell'onore, per cui in questo territorio Bacha Khan costruisce in ogni caso un pensiero e una consapevolezza che per liberare l'India del colonialismo è fondamentale, anche come premessa liberare la popolazione dalle dinamiche della violenza. E quindi le sue battaglie diventano battaglie duplici, per cui Bacha Khan si trova a dover confrontarsi, affrontare sia l'autorità inglese, e non è caso, ha finito, perché Bacha Khan ha vissuto più di 90 anni, un terzo, quindi circa 30 anni, sono passati in galera, quindi si è trovato di fronte, oltre all'autorità inglese, l'autorità coloniale inglese, ma anche i feudali ricchi dell'area dove lui è nato, dove operava, ma anche gli uomini religiosi tradizionalisti, perché oltre la sua lotta anticoloniale, quindi il suo impegno politico, Bacha Khan ha investito molta energia, soprattutto nell'ambito dell'educazione, perché l'educazione per lui era la premessa per ogni individuo, per ogni collettività, per conquistare maggiore libertà. E Bacha Khan ha avuto una sensibilità veramente invidiabile nei confronti della dignità e dei diritti delle donne, anzi è arrivato perfino a fondare una rivista che si occupava dei temi delle donne. Stiamo parlando, tenere presente che stiamo parlando di circa 120 anni fa in India, nell'area più remota, più tradizionalista, come diceva prima. E quindi uno dei risultati maggiori di Bacha Khan è stato la fondazione, o meglio, la formazione di un esercito non violento, un esercito di persone volontarie, partecipavano a questo esercito disarmato, quindi anche se il nome è esercito, però era un esercito disarmato, la partecipazione assolutamente gratuita. E questo viene considerato, questa formazione di questo esercito, una delle prime formazioni di esercito non violento nella storia. Questo dicendolo oggi che c'è un immaginario diffuso che i musulmani sono addetti alla violenza sembra un paradosso, ma non lo è, perché 120 anni fa questo uomo in un'area proprio dove la violenza era all'ordine del giorno riesce a formare un gruppo di donne e di uomini che coltivavano il pensiero e la pratica della non violenza. Il nome di questo esercito è Khudai Khidmatgar, vuol dire i servi di Dio. Adesso io cito il loro giuramento, che poi questo giuramento rappresenta il pensiero, la filosofia che sta alla base di questa formazione. Sono Khudai Khidmatgar, quindi sono un servo di Dio, e poiché Dio non ha bisogno di essere servito, ma servire la sua creazione è servire Lui. Prometto di servire l'umanità nel nome di Dio, prometto di astenermi dalla violenza e del cercare vendetta, prometto di perdonare coloro che mi opprimono e mi trattano con crudeltà, prometto di astenermi dal prendere parte a litigi e rissa e dal crearmi nemici. Prometto di trattare tutti i Pashtun, quindi la popolazione e abitanti di quell'area lì, prometto di trattare tutti i Pashtun come fratelli e amici. Prometto di astenermi da usi e costumi antisociali. Prometto di vivere una vita semplice e di praticare le virtù e di astenermi dal male. Prometto di avere modi gentili ed una buona condotta e di non condurre una vita pigra. Prometto di dedicare almeno 2 ore al giorno all'impegno sociale.
Questo inno già qui possiamo tratteggiare un po' anche il profilo degli appartenenti a questo gruppo, no? Quando anche l'ultima frase sottolinea la pigrizia, quindi come un aspetto assolutamente negativo per il vivere sociale. Quindi Bacha Khan, mi chiedete, ma questo esercito che cosa fa? Allora Bacha Khan ha fatto fare a questo esercito fondamentalmente 4 cose importanti. 1. La diffusione dell'istruzione, quindi combattere e sradicare l'analfabetismo. 2. Diffondere la cultura del lavoro e la distribuzione del reddito. 3. L'autogoverno. 4. La diffusione della cultura della salute. E quindi questa formazione qua cercava di rispondere all'esigenza, alle tante esigenze della popolazione locale, il lavoro, la salute, l'istruzione, perché per Bacha Khan come si può, diciamo, criticare l'autorità inglese e criticare il colonialismo senza una società emancipata e istruita? E questa è un'intuizione interessante, perché a volte è successo nei movimenti di liberazione e spesso si è fatto un discorso molto politico e ideologico dimenticando poi gli aspetti vivi della realtà. Invece Bacha Khan 120 anni fa riesce a affrontare queste questioni formando questo tipo di esercito, e stiamo parlando del 1926. Si forma questo esercito. Il primo gruppo era un gruppo di 500 reclutai, dopo pochi anni diventano circa 80.000 tra donne e uomini. E quindi dicevo, questo impegno ha costato molto a Bacha Khan, però Bacha Khan ha continuato a portare avanti la sua battaglia fino alla seconda guerra mondiale, quindi una battaglia che ha durato circa la prima parte, quasi 50 anni della propria vita, 50 anni di impegno civile, sociale, politico e religioso, cercando di rivendicare un'India indipendente dopo il colonialismo, quindi finire l'era del colonialismo, mettere fine, quindi un'India indipendente, laica, plurale e democratica. E quindi Bacha Khan durante i lunghi periodi di prigione è entrato in contatto con altre figure indiane, indiani cristiani, indiani indù, per cui riesce a mettersi comunque in una ottica di come creare legami con anche queste diversità religiose o linguistiche che hanno reso l'India un paese grande, e lui ci teneva molto insieme a Gandhi a mantenere questa identità plurale e trasformarla in qualcosa di ancora più significativo per l'India e per gli altri. Però purtroppo la seconda guerra mondiale porta una serie di fratture all'interno della società indiana, anche grazie, possiamo dirlo francamente, anche al tipo di politica inglese, che hanno cercato naturalmente di sostenere alcune frange politica per disaggregare l'India, al fine di tenere sempre un piede in quell'area lì, perché è un'area strategica. E quindi l'India, le potenze coloniali, sembra un paradosso, però hanno sostenuto, hanno appoggiato la Lega musulmana che rivendicava
una patria per i musulmani, quindi separare i musulmani dell'India e fargli un Stato per conto loro. Bacha Khan, che è musulmano, era contrario a questo, no? Sosteneva tutto altro. E quindi questa diatriba, questa disputa poi si sfocia in un referendum per far scegliere i musulmani se volevano rimanere con l'India. Alcuni sono rimasti in India, oggi i musulmani sono circa 200 milioni, quindi una minoranza però di 200 milioni all'interno dell'India attuale. In questo periodo qua sono sottoposti a qualche discriminazione, perché c'è non è più il congresso, il partito del congresso erede del pensiero di Gandhi. Qui oggi, insomma, come molte altre realtà, insomma, ci sono questi movimenti identitari, sovranisti, che stanno mettendo in discussione, insomma, i diritti della minoranza. Quindi stanno passando un periodo abbastanza difficile nell'India di Modi, il presidente attuale dell'India. Però in ogni caso una parte quindi di musulmani ha seguito le indicazioni di Bacha Khan, in particolar modo nell'area dove Bacha Khan esercitava una influenza importante, e quindi la popolazione di quell'area lì hanno fatto un'opzione di rimanere in India. Però l'alchimia della divisione insomma comporta il fatto che questa popolazione, allora malgrado Bacha Khan, finiscono nel nuovo Stato pakistano. La cosa interessante è che Bacha Khan ha continuato a rivendicare un'India unitaria, laico e democratico, anche quando è diventato pakistano, e anzi poi ha rivendicato in Pakistan l'autonomia per l'area geografica che era a nord-ovest dell'India, oggi è rimasta all'ovest del Pakistan, vicino all'Afghanistan, e questo ha implicato che la nuova autorità pakistana alla loro volta mettono Bacha Khan di nuovo in prigione, quindi ha passato una parte della vita in prigione presso le prigioni inglesi in India e poi l'altra parte nella prigione del nuovo Stato pakistano. E poi dopo, insomma, dopo quel periodo lì è stato, diciamo, ospite politico in Afghanistan per circa 7 anni, e quindi poi, diciamo, Bacha Khan va al di là, e quindi muore nel 1988, quindi nato nel 1889 e morto nel 1988, quindi possiamo dire che ha vissuto circa un secolo di impegno civile, di grande testimonianza. Bacha Khan è di una famiglia benestante, ricca, e lui stesso ha rinunciato ai suoi beni, alla sua terra, ha perfino rinunciato al suo diritto di voto nell'assemblea della tribù, e quindi ha vissuto come una persona spirituale che cercava di girare nei vari villaggi dell'area, insomma, di territori dove lui è nato, dove è cresciuto, per diffondere il suo messaggio: istruzione, salute, lavoro e autogoverno. E quindi Bacha Khan ci lascia un grande insegnamento. E questo insegnamento è raccolto, c'è un libro scritto da Eknath Swarna, pubblicato dalla casa editrice Sonde, che non c'è più, di Torino negli anni 90, del titolo Bacha Khan, il Gandhi musulmano, veniva chiamato il Gandhi musulmano, dove l'autore racconta la storia di questo personaggio. Ci lascia questa eredità, uscita anche un film in Canada su questa figura, sono stati diversi articoli anche in Italia sulla figura di questo personaggio, che a mio parere
andrebbe riletto, riscoperto, e soprattutto in un periodo come questo, dove il nostro mondo è pieno di confini, di filo spinato, di muri, di guerre, di varie intensità, e credo potrebbe essere un insegnamento importante, un riferimento importante, da cui anche attingere, no? Attingere forza, attingere energia, attingere convinzione. E quindi Bacha Khan 120 anni fa ha saputo resistere senza usare le armi alla prima potenza del mondo, ha affrontato clero tradizionaliste, feudali 120 anni fa. Perché non lo possiamo fare oggi? E quindi per cui Bacha Khan è una figura importante, per cui importante anche per questo. Oggi il suo mausoleo si trova a Jalalabad, una città quasi sul confine con il Pakistan. Pensate che nel 1888, quando è morto, c'era la guerra in Afghanistan, c'è ancora, però hanno perfino i russi i combattenti, i mujahideen afghani, hanno proclamato una tregua per permettere alle decine e decine di migliaia di persone che volevano assistere al funerale a Bacha Khan. Quindi una figura ha lasciato una grande traccia, e oggi c'è un'università proprio a Charsadda in Pakistan, porta il nome di Bacha Khan. In Pakistan c'è un movimento che in qualche modo fa riferimento anche alle pratiche della non violenza, e la non violenza oggi è diffusa e comincia a essere anche insegnata in alcune istituzioni accademiche, per esempio a Beirut. Ci sono dei movimenti anche in Marocco che rivendicano, come dire, la pratica delle non violenze come un metodo di impegno sociale, politico e culturale. Quindi per cui possiamo dire che Bacha Khan ha vissuto a lungo e ci ha lasciato sicuramente un grande insegnamento, e per cui Bacha Khan rimane un riferimento importante per le culture delle non violenze, non solo in Pakistan, non solo nel mondo musulmano, ma per tutto il mondo. È una figura che ha un grande valore.